cardinale Giovanni Mastai Ferretti salì al trono pontificio nel giugno 1846 con il nome di Pio IX, le idee di Gioberti di una federazione di stati italiani sotto la presidenza del Papa parvero realizzarsi. Pio IX aveva dato prova di tolleranza verso idee liberali ed emanò, poco dopo la sua elezione, il famoso Editto del Perdono, con il quale concedeva l'amnistia ai condannati politici, tra questi a Felice Orsini. Nominò segretario di Stato il cardinal Gizzi, noto per le sue idee liberali, concesse una moderata libertà di stampa, istituì una consulta di Stato, una specie di parlamento consultivo aperto anche ai laici, istituì la Guardia Civica. Mazzini, dal suo esilio a Londra, lo incitava a porsi a capo del moto nazionale italiano. Garibaldi, dall'America, ove combatteva per l'indipendenza dell'Uruguay, metteva a disposizione la sua spada. Tutta l'Italia era un Pio, 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 Pio. Tutta Roma era un inno al Papa. A quel Pio IX liberale, che fu la speranza di molti, è forse dedicato il coro dei Lombardi alla prima crociata di Verdi Sovera.